Per Gaeta che decide di metterla giù. Gaeta, la palla che rimane lì e con il tacco Spaziani porta in vantaggio il Checco dello Scapicolo, 1-0. Allarga per Maramà, un occhio al centro, parte il traversone, palla che filtra, Spaziani se la trova lì, Spaziani! La doppietta del numero 9, 2-0 del Checco dello Scapicollo. Appoggia la Seferi, gran palla in verticale, poi dentro e arriva il gol del 2-1 della Roma con Simone Feola, corcia la squadra giallorossa. Numero da parte del capitano del Checco che poi la mette sul secondo palo, la girata di Gaeta, questa è una superazione degli Orange che fanno 3-1. Trova Brunetti, ha spazio per il tiro, Brunetti trova l'angolo giusto e fa 4-1 per il Checco dello Scapicollo. Feola, Feola! È un gol meraviglioso quello di Feola, la palla aveva dato l'illusione di non essere entrata, invece è una meraviglia del numero 9, la sua doppietta e subito il 4-2 della Roma Calcio 8. Al limite la conclusione, un'altra meraviglia della Roma, stavolta con Ciccolini, 4-3, abbiamo una partita meravigliosa alla Stella. Linea di fondo, parte il traversone, anticipato Feola, poi la palla al volo di Ciccolini, un altro capolavoro del numero 4 che a 2 dalla fine fa 4-4, è una partita bellissima, parità alla Stella Azzurra.